Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati. Oggi è venerdì, vi ricordo l'appuntamento alle 13 per parlare di sostenibilità e di ambiente. Oggi torneremo ad affrontare un tema molto importante, quello delle trivelle. C'è stato il via libera definitivo del governo con una legge. Allora, quali effetti avrà? E cercheremo di capire anche con i dati davvero quanto consuma il nostro paese, quanto mette in pericolo la trivellazione, soprattutto la zona del delta del Po, ma non solo, tutta la zona dell'Adriatico. Questo alle 13 fra un'ora circa. Prima però, come sempre, tanti temi e in particolare in primo piano c'è la cronaca e c'è innanzitutto purtroppo un'ultim'ora di cronaca che ci parla di una tragedia sul lavoro, l'ennesima in Veneto, è accaduta a Mestre questa mattina. Fra poco ci collegheremo con Filippo Fois per avere per avere tutti i dettagli. In ogni caso si parla di una 45enne, probabilmente un impresario originario di Dolo, che è caduto dal lucernario del Teatro Momo di Mestre mentre stava eseguendo un sopralluogo con due funzionari del Comune di Venezia intorno alle 10:30. Ovviamente la dinamica da ricostruire, è caduto e la caduta gli è stata purtroppo fatale. Nulla è servito il soccorso del SUEM 118. Il Teatro Momo a Mestre è stato transennato e interdetta l'entrata anche al parco pubblico sul quale si affaccia dunque una nuova tragedia sul lavoro, vittima un 45enne di Dolo questa mattina a Mestre. Fra poco allora i maggiori dettagli da Filippo Fois in diretta da Mestre. C'è un'altra tragedia di cui dobbiamo tornare a parlare, la tragedia della giovane donna che era al 5° mese di gravidanza, morta nello schianto di Pasqua a Padova. Il fidanzato, il compagno, il 27enne compagno iscritto nel registro degli indagati. Intanto lui ha postato appunto un messaggio di addio e anche di scuse alla compagna. Tu e Amélie rimarrete sempre la cosa più bella che il mondo potesse darmi. Ti amerò per tutta la vita. Scusa. Si scusa nel suo messaggio di addio alla compagna Valentina e alla figlia Amélie, che la donna portava in grembo da 5 mesi. Giulio Stoppa, il 27enne fidanzato della donna morta nelle scorse ore dopo il terribile incidente avvenuto il giorno di Pasqua, era alla guida dell'auto che è uscita di strada schiantandosi contro il guardrail di Corso Stati Uniti a Padova. Il giovane, nel messaggio pubblicato dopo che la compagna è stata dichiarata morta dai medici, per 4 giorni Valentina Urli, originaria di Tarcento in provincia di Udine, è stata ricoverata in ospedale a Padova, ma le sue condizioni erano gravissime. I familiari della 33enne hanno consentito l'espianto degli organi. La coppia viveva da qualche tempo a Trebaseleghe e doveva sposarsi a maggio, prima della nascita della loro bambina. Valentina Urli lavorava nella discoteca Melody di Castelfranco Veneto, dove la ricordano sempre gentile e sorridente. Sorrisi immortalati nelle foto che la coppia condivideva sui social nell'attesa di coronare il loro sogno più bello con la nascita della piccola Amélie. Lo strazio di Giulio, ora, dopo l'incidente, e la perdita di entrambe, a cui chiede scusa. La procura di Padova nel frattempo ha posto sotto sequestro l'auto del 27enne e ha aperto un'inchiesta iscrivendolo nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale, un atto dovuto per permettere di svolgere tutti gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente costato la vita a Valentina e Amélie. Allora siamo in grado di raggiungere il nostro Filippo Fois a Mestre. Buongiorno Filippo, insieme a Sandro Ponchio stiamo parlando di questa tragedia sul lavoro avvenuta al Teatro Momo di Mestre. Filippo. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Ci troviamo proprio di fronte al teatro nel quale si è consumata la tragedia. Il Teatro Momo si trova in via Dante, a pochi passi, o meglio vicino a via Piave. Quello che vedete arrivare adesso in retromarcia credo che sia il carro funebre, sta arrivando, vedete che le operazioni di parcheggio, vedete che sono presenti anche i mezzi dello Spisal, è presente la polizia locale. La tragedia si è verificata poco fa. La vittima è un impresario di 45 anni, residente a Dolo, ma da quello che abbiamo capito è originario della città di Mira. Stava compiendo un sopralluogo in questo teatro che è di proprietà comunale, di gestione comunale, quando, sporgendosi, a quanto
ci è stato dato sapere, probabilmente sporgendosi da un lucernario è caduto una caduta che gli è stata fatale, stava compiendo un sopralluogo assieme a 2 tecnici del comune. Sta iniziando ad affluire molta gente qui, come detto siamo in una zona piuttosto centrale di Mestre. Io tra l'altro ho appena trovato Roberto Toigo, che è il segretario generale della UIL del Veneto. Voi avete gli uffici qua vicino, lei si è subito preso. Sì, noi abbiamo gli uffici qua a 2 passi, abbiamo visto la notizia, è l'ennesimo incidente sul lavoro, cioè ho i brividi. Pensare che stavo organizzando una manifestazione per il giorno 11, che abbiamo 4 ore di sciopero sulla sicurezza, sembra una cosa che non finisce mai. Cioè veramente sono senza parole, perché quando le leggi, ma quando le vedi da vicino è una cosa completamente diversa. Chiedo scusa anche per l'emozione, ma è una cosa grossa e non si può più andare avanti così. Grazie Roberto Toigo. Io direi, Nicola, che per ora ti possiamo restituire la linea in attesa di ulteriori informazioni. Filippo, se mi senti un secondo, sì, vedo che ci sono dei certo. tecnici, credo dello Spisaro, qualcuno che sarebbero proprio sulla zona del Lucernario, forse, dove è caduta poi la tragedia, dove sarebbe caduto l'uomo. Sì, esattamente. Noi devo dirti, quello che vedi tu lo stiamo vedendo anche noi in questo momento in diretta, perché informazioni, come potrai immaginare, in questo momento non ce ne sono molte, anche perché sono tutti impegnati in tutte le operazioni che seguono purtroppo questi tristi eventi. Però effettivamente confermo che ci sono dei tecnici che si trovano in questo momento sopra il tetto di quelli che sono degli uffici a ridosso del Teatro Momo, che si trova sulla sinistra rispetto all'inquadratura che state vedendo. Quindi molto probabilmente stava facendo un sopralluogo con 2 funzionari del comune, così appunto le prime informazioni. Allora Filippo, ti lascio, ma facciamo così, ci ricolleghiamo fra poco per ulteriori dettagli, va bene? Certo, benissimo, grazie a Filippo Fois. Dunque abbiamo raccontato proprio in diretta di questa ennesima tragedia, ma ci torneremo fra poco sempre con Filippo Fois. Vedo già pronta invece da Padova Valentina Visentin, perché c'è stata una importante operazione dei carabinieri con l'arresto di 3 banditi che avevano assaltato una tabaccheria a Vigonza. È così, Valentina? Sì, buongiorno. L'arresto è avvenuto dopo un inseguimento a folle velocità tra i comuni dell'Interland padovano. 3 rapinatori che ieri pomeriggio avevano assaltato una tabaccheria a Vigonza sono stati rintracciati dai carabinieri poco dopo. È iniziato un lungo inseguimento, tanto che l'arresto dei rapinatori è avvenuto nel comune di Selvazzano Dentro, dopo che l'inseguimento aveva provocato anche paura tra gli automobilisti, che si sono visti sfrecciare le auto dei rapinatori e dei carabinieri. Ancora da quantificare il bottino della rapina, ma in queste ultime settimane non sono mancate le rapine nel territorio del Padovano. 2 settimane fa rapinatori erano entrati in un supermercato di Saonara, si erano sempre armati e si erano fatti consegnare il bottino dalla cassiera. Pochi giorni dopo un assalto fotocopia ad un laboratorio di analisi a Ponte di Brenta. Ora la cronaca con questa rapina a Vigonza, e questa volta però i rapinatori, 3 banditi, ancora non sappiamo la nazionalità, sono stati bloccati dai carabinieri. Ulteriori dettagli di questa importante operazione nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Intanto da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina. A proposito di rapinatori, un trentenne residente a Piove di Sacco è stato arrestato dai carabinieri di Malcesine, in provincia di Verona, assieme ai militari del comune saccisico, per una rapina pensata da 200.000 euro a un commerciante di preziosi. Il fatto risale al 5 settembre dello scorso anno a Brenzone sul Garda, dove un rappresentante di preziosi era stato sorpreso sotto casa da un uomo che lo aveva aggredito con violenza, sferrandogli pugni al volto, impossessandosi dello zaino contenente diamanti per il valore di 200.000 euro. Il rapinatore si era poi dileguato a bordo di un'auto guidata da un complice, e adesso è stato arrestato questo trentenne di Piove di Sacco, ma le indagini proseguono per individuare il complice e recuperare la refurtiva. Dalle rapine, ma torneremo a parlare di rapine e di furti, alle risse, come quella che ha impaurito numerosi residenti e commercianti a Mestre 2 notti fa.
Notti di rissa lunedì e martedì tra via Poerio e piazzetta Zorzetto a Mestre. Centinaia di giovani bengalesi si sono scontrati seminando il terrore tra commercianti e residenti della zona, molti dei quali hanno filmato la scena dalle finestre di casa. Il primo scontro si è verificato lunedì di Pasquetta in tarda serata. Decine di bengalesi sono arrivati in via Poerio, iniziando da una discussione per poi arrivare a urla e schiamazzi che si sono trasformati in calci e pugni. Sul posto, chiamati dai residenti, sono giunti poco dopo i carabinieri che hanno iniziato a esaminare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Alcuni ragazzi sono già stati identificati e saranno segnalati all'autorità giudiziaria, altri ancora no, ma hanno le ore contate. Non finisce qui, perché la sera seguente, sempre nella stessa zona, decine di ragazzi si sono precipitati in centro dopo una festa nella moschea di via Torino e a farne le spese questa volta sarebbero stati 2 anziani bengalesi picchiati. I giovani si sono poi spostati nella zona del bar Zax, dove è continuata la rissa. Terrorizzati, i commercianti hanno chiamato la polizia, ma quando gli agenti sono giunti sul posto i ragazzi si erano già dileguati. E allora è ovviamente una situazione che ha creato disagio non solo ai residenti ma anche ai rappresentanti dei commercianti di Confcommercio. Sentiamo alcune delle loro parole. Corchetto, la situazione è così grave come la si dipinge in quella zona di Mestre tra via Allegri e piazza Bar? No, ma insomma, via Allegri, piazza Bar che è la prima volta che succede qualcosa. Ci sono altre zone di Mestre che sono sicuramente più a rischio, ma purtroppo è un problema che hanno anche molti altri paesi, molte altre città, ed è un problema generalizzato. D'altronde qua arrivano qua come arrivano da altre parti decine di immigrati di etnie diverse, che prima o dopo questa gente va allo scontro, succede qualcosa. Noi in questo momento lo stiamo subendo così, però non sappiamo neanche in che modo intervenire. O interviene l'esercito o qualcuno mandato dallo Stato, altrimenti il vigile. Queste dunque le parole, ovviamente lo sconcerto dei residenti e soprattutto dei commercianti. A proposito di risse, una situazione diversa ma che ha portato con 2 aggressioni e una rissa 5 giorni di chiusura per la sala Anima dell'Odissea di Spresiano. La disposizione è del questore di Treviso. Siamo nella Marca trevigiana. A dicembre una lite tra ragazzine nel parcheggio finita con il furto di una borsetta e poi un'aggressione ad una festa studentesca con un giovane spintonato e derubato del cellulare. A febbraio una rissa tra avventori che ha coinvolto un cliente finito al pronto soccorso con una ferita al naso. Dopo questi episodi dei mesi passati, il questore di Treviso Manuela De Bernardin ha disposto la chiusura per 5 giorni da martedì scorso a sabato della sala Anima Club dell'Odissea di Spresiano. Amareggiato il titolare Giannino Venerandi. Siamo intervenuti subito ed abbiamo collaborato con le forze dell'ordine per l'identificazione dei responsabili. Innanzitutto riguarda appunto una delle 8 sale interne dell'Odissea. L'Odissea rimane regolarmente aperta. Noi abbiamo sempre ottemperato tutte quante le nostre norme sulla sicurezza, prevedendo un controllo molto preciso all'ingresso con anche l'uso dei metal detector, selezionando molto la clientela. Dopodiché premetto che noi abbiamo anche firmato un protocollo d'intesa in prefettura con le forze dell'ordine. È un protocollo emanato dal Ministero dell'Interno che prevede appunto una massima collaborazione tra i gestori e le forze dell'ordine. Questo è stato fatto, questo sarà sempre fatto. Così il titolare storico dell'Odissea. Abbiamo parlato di furti prima, di rapine a Padova. C'è un video che fa scalpore, l'abbiamo raccontato ieri nei nostri telegiornali a Treviso, il video di un ladro che fa una razzia, cerca di rubare i soldi della cassa, giovanissimo peraltro, di una macelleria di Conegliano, ma viene inseguito dal titolare addirittura con il coltello. È la cartina di tornasole di una tensione che c'è in città per continui furti, le continue razzie. Guardate.
Martedì 2 aprile, ore 18. Un giovane entra nella centralissima macelleria Le Mannaie di Conegliano, cappuccio in testa e mani in tasca. Certo di non essere visto, infila le mani nella cassa per rubare il denaro e scappare con il bottino. Ma non sa che il titolare è a pochi passi. Lo vede e lo insegue con il coltello fino alla strada. Il video di sorveglianza racconta in pochi secondi la scena. Ho sentito il rumorino della cassa, sono venuto davanti di corsa, visto dai monitor dietro che ho, e sono venuto avanti di corsa con quello che è successo, tutto è successo velocemente e mi è capitato un coltello sotto mano. Fortunatamente è andata bene che lui è riuscito a scappare. Impegnato nella pulizia dei locali nel retro, visto la vicina ora di chiusura, uno sguardo distratto al monitor delle telecamere di sicurezza e la sorpresa di vedere il ragazzo, molto probabilmente minorenne, rubare i soldi, circa 40 euro. Una reazione spontanea, correre e salvare quello che è mio. È l'ennesimo furto nella zona a poche settimane di distanza. Il ragazzo in questione notato da una commerciante della zona poco prima di commettere il furto. Mentre attraversavo la strada per prendere la mia macchina, lui mi è passato davanti e mi ha guardato in un modo stranissimo, tant'è vero che mio marito è uscito fuori e sicuro se avevo avuto la borsa non l'avrei avuta a tracolla bene, l'avrei avuta così sicuro l'avrebbe portata via, perché ho visto proprio uno sguardo in lui e poi nella frazione del secondo non abbiamo capito niente, perché lui poi è andato qua appunto dalla macelleria. La signora, che insieme al marito gestisce un phone center nella via adiacente alla macelleria, anche lei vittima di un furto avvenuto a notte fonda circa 15 giorni fa. Al mio negozio sono entrati spaccando aprendo la serranda, spaccando la vetrina. È entrato dentro alla cassa, ha preso tutto il fondo cassa, che per fortuna era poca roba, sulle 120 euro. Fatti che allarmano non poco i commercianti della zona, che lamentano degrado e episodi di microcriminalità crescenti. Chiediamo solo di venire giù al lavoro, lavorare in santa pace e non avere anche il pensiero di dire oggi chi entra. Si tratta solo di riuscire ad avere una presenza più capillare, non dico solo delle forze dell'ordine, perché stanno facendo tutto il possibile, ma anche il fatto che stiamo installando sempre più telecamere. Adesso abbiamo dotato la polizia locale anche di taser. Probabilmente minorenne il giovanissimo che è stato inseguito dal macellaio, sicuramente minorenni i due invece ladri che hanno razziato un'abitazione a Monastier di Treviso, denunciati dai carabinieri. Hanno forzato la porta e sono entrati nel cuore della notte nella casa di una donna a Monastier ed hanno rubato la borsa che conteneva carte di pagamento e le chiavi dell'auto. Come due criminali di professione, i due ladri, entrambi 17enni, sono scappati a bordo della vettura. Ovviamente, vista l'età, nessuno dei due aveva la patente ed infatti dopo qualche chilometro sono usciti di strada finendo in un fossato. Ma la notte brava non è finita qui. Usciti dall'auto, i due minori sono andati in un locale dove, utilizzando la carta di credito rubata, hanno effettuato delle consumazioni e diverse giocate. La mattina successiva, sempre utilizzando la PostePay della donna derubata, hanno acquistato online una PlayStation. I fatti risalgono alla notte tra il 23 ed il 24 febbraio scorsi. Dopo la denuncia della donna sono scattate le indagini dei carabinieri che, seguendo la traccia dei pagamenti, sono riusciti a risalire agli esercizi commerciali dove i ragazzi avevano utilizzato le carte rubate. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza dei locali, i militari hanno identificato e denunciato i due giovani, già protagonisti in passato di atti vandalici. Un episodio che riaccende i riflettori sul disagio giovanile e sul fenomeno delle baby gang, con l'aggravante che in questo caso i due minori si sono introdotti con effrazione in un'abitazione privata e sono fuggiti con l'auto rubata uscendo di strada, ma sarebbe potuto succedere di peggio. Ferma la condanna della sindaca Paola Moro, che si rivolge anche alle famiglie. Noi stiamo lavorando moltissimo sulle politiche giovanili, sull'educazione, sui progetti, stiamo mettendo anche parecchie risorse, però qui chiaramente siamo oltre, e qui l'appello va fatto anche alle famiglie, anche una sana, un sano contenimento, un sano controllo di dove vanno, perché questi ragazzi minori erano fuori a ore, nelle prime ore del mattino, insomma, dopo essere stati fuori tutta la notte. Io mi chiedo, insomma, le famiglie se riescono a controllare questi atteggiamenti, questi comportamenti, già
si fa un certo tipo di lavoro. Queste non sono ragazzate, sono fatti gravissimi e vanno repressi. Dalle rapine, dai furti alle truffe, a Padova di nuovo affittava case inesistenti a stranieri e poi si faceva consegnare la caparra e svaniva nel nulla, smascherata una nota truffatrice dalla polizia. Attraverso falsi annunci sul web proponeva appartamenti in affitto in varie zone di Padova. Le vittime prescelte erano per lo più stranieri che cercavano case per brevi periodi per soggiorni di lavoro o di svago. Smascherata dalla squadra mobile di Padova una 46enne campana che aveva messo in piedi una truffa immobiliare. La donna, già nota per truffe, spendita di denaro falso, sostituzione di persona e reati in materia di stupefacenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stata arrestata e portata in carcere a Verona. Dovrà scontare 4 anni. Nell'ultimo periodo aveva truffato numerosi clienti proponendo appartamenti in affitto. Con le vittime si accordava per il pagamento anticipato delle prime 3 mensilità, somme che si aggiravano intorno ai 2.000 euro e che venivano versate su conti intestati a complici e prestanomi. La donna poi contattava al telefono, attraverso utenze intestate a false persone, i clienti, fissava un incontro di persona spacciandosi per commercialista o inquilino dell'appartamento e si faceva consegnare altri soldi per la registrazione del finto contratto e della finta polizza assicurativa. I bonifici però l'hanno tradita e i poliziotti della squadra mobile, seguendo le varie movimentazioni bancarie, sono risaliti alla 46enne che ad ogni truffa incassava 3.000 euro. Numerosi poi messaggi WhatsApp tra la donna e le persone che truffava e che le richiedevano la restituzione dei soldi, denaro che lei diceva di voler ritornare attraverso i bonifici, ma che invece non veniva mai restituito. Questa è una truffa, diciamo, una truffa come se ne sono viste parecchie purtroppo, una truffa invece di ampio respiro, potremmo chiamarla così, una truffa diversa perché effettuata utilizzando molto la tecnologia, anche l'intelligenza artificiale, quella scoperta, l'abbiamo raccontato ieri, dalla Guardia di Finanza di Venezia in tutta Europa, con la matrice veneta, 22 arresti. 24 misure cautelari, di cui 8 in carcere, 14 ai domiciliari, 2 interdittive a svolgere attività professionale e commerciale. Un sequestro preventivo di 600 milioni di euro. È l'esito dell'indagine avviata a ottobre 2022 che ha permesso alla Guardia di Finanza di Venezia di smantellare una maxi frode europea sui fondi PNRR partendo da uno screening locale. Dovendo come missione istituzionale andare a vigilare su come venivano spese queste importanti risorse per il Paese, le attività che erano già state messe a terra, cioè già finanziate, erano dei progetti di finanziamenti, dei crediti per le imprese, in particolare piccole e medie imprese. Ci siamo accorti, appunto come faceva cenno il comandante, di questa ricorrenza. Alla fine sono emersi, incrociando le banche dati, 2 società che avevano bilanci floridi a fronte di dichiarazioni fiscali non presentate e a fronte soprattutto di fatture mai emesse. In Italia oltre 150 finanzieri hanno eseguito perquisizioni in 8 regioni, tra cui Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qui 3 agli arresti domiciliari, 1 già li scontava per altre questioni. Nella nostra regione invece 7 gli arresti, 1 a Belluno, 1 a Treviso, 4 Verona, di cui 2 i capi arrestati a Bratislava, 1 ai domiciliari, 1 in carcere, 1 di Rovigo arrestato a Brescia, interdittiva per un commercialista di Jesolo. Sono accusati di vari reati, frode fiscale, riciclaggio, bancarotta, veri e propri imprenditori della frode. Imprenditori non nel senso classico, perché non c'è nessuna impresa sottostante, ma persone diciamo strutturate in maniera sistematica, per quello che abbiamo visto fino ad ora, a ottenere finanziamenti pubblici. I soldi ricavati finivano in gran parte all'estero in acquisto di immobili, automobili, gioielli, orologi, criptovalute e viaggi. Una rete internazionale di prestanome e aziende fittizie, 74 quelle in provincia di Venezia, cui si è arrivati anche grazie a un lavoro di sinergia con Eppo, la procura europea, insieme a forze di polizia slovacche, rumene e austriache.
È importante perché evidenzia il ruolo importante della Procura Europea, che è un organismo giudiziario di recente costituzione, nasce e opera da giugno 2021, si occupa di tutelare gli interessi economico-finanziari dell'intera Unione Europea. Al suo mandato proprio nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea, cioè nel verificare che il bilancio dell'Unione Europea riceva correttamente le entrate che deve ricevere e che i soldi che l'Unione Europea distribuisce siano spesi correttamente. Quindi le indagini di EPPO sono focalizzate specificamente su questi aspetti e in Italia ovviamente un partner privilegiato delle indagini di EPPO è la Guardia di Finanza, che è un tipo di polizia finanziaria direi unica in Europa e che insomma posso dire tutta l'Europa ammira e ci invidia. Allora, torneremo alla cronaca fra poco. Vi ricordo che abbiamo aperto la prima edizione legandoci con Filippo Fois per la tragedia sul lavoro avvenuta questa mattina al Teatro Momo di Mestre, un 45enne impresario di Dolo che è caduto dal lucernario mentre effettuava un sopralluogo con 2 funzionari del comune e purtroppo è morto. Torneremo fra pochissimo da Filippo Fois per avere ulteriori aggiornamenti. Lasciamo per un attimo la cronaca, c'è anche un momento di festa oggi, di ricordo, di celebrazione. Siamo a Istrana, siamo al 51esimo stormo di Istrana perché oggi è l'ultimo giorno degli AMX, dopo 35 anni di onorato servizio nei cieli. Allora, Anna De Roberto, buongiorno, insieme a Nicoletta Rizzetto. Sì, eccoci Nicola, buongiorno. Allora, dovete sapere che l'AMX è stato salutato, siamo in compagnia del tenente colonnello Emanuele Chiadroni, comandante della base di Istrana, è stato salutato oggi come un ciao Topone, è stato detto, e è un momento di festa, Nicola, ma in realtà è anche un grande momento di commozione. L'abbiamo vista commossa, ma non solo lei, tantissime altre persone, perché davvero dopo 35 anni, come hai detto bene Nicola, ultimo volo, il phase out, questo è diciamo il termine tecnico. Che cosa è stato per voi AMX, che insomma ha volato in tantissimi teatri di guerra, ma non solo, anche ha servito anche la popolazione durante le calamità naturali. Che cosa è stato e che giornata è oggi? Innanzitutto è una giornata storica per l'Italia in generale, per l'aeronautica militare, perché un velivolo termina il suo ciclo operativo ogni 35-40 anni e non è facile vederne sempre uno. La fine della vita operativa in realtà significa la fine di un'esperienza fatta non solo di computer e ferro volante, ma di squadra, un senso di squadra che tutti quelli che partecipano dalla manutenzione alla gestione del velivolo ai piloti, che sono poi la punta dell'iceberg, si forma questo clima di famiglia, soprattutto quando si ha fuori casa, nei teatri operativi, e si fa squadra, si vince insieme, se c'è da sistemare il velivolo non si dorme la notte. Quindi questo diciamo è stato da collante per tantissimi di noi, per questo affettuosamente lo chiamiamo Topone, perché grazie a lui abbiamo dato lustro anche all'Italia e all'aeronautica militare, soprattutto nei contesti internazionali, dimostrando che con professionalità e con i mezzi tecnologici non siamo secondi a nessuno. Allora eccolo qui, lo vedete alle nostre spalle, è davvero un privilegio poter essere così accanto a lui. Inizialmente nel salutarlo lei lo ha definito il brutto anatroccolo, non si pensava potesse, come dire, competere con i Tornado piuttosto che con gli F-35, invece si è rivelato essere un caccia estremamente versatile. Sì, confermo, inizialmente un velivolo che non era dotato di avionica aggiornata e questo lo rendeva sostanzialmente un caccia relativamente basico per fare missioni di ricognizione e di supporto alle truppe a terra. Dopo il 2007 l'aggiornamento che ha avuto è stato massivo e quindi ha portato questo velivolo a poter montare diversi sensori e poter quindi esprimere capacità completamente nuove. Per i teatri dove è stato schierato di Afghanistan, Libia, Iraq, in realtà era lo strumento perfetto per efficienza, per robustezza
e per flessibilità che il velivolo ha sempre dimostrato dopo questo aggiornamento. Allora, Nicola, l'AMX è stato salutato da oltre 10.000 cittadini, questa mattina è arrivato anche il ministro Carlo Nordio, ci sono tantissimi primi cittadini, l'addestramento delle frecce tricolori, insomma è stata davvero una grande festa. Qui alla base di Strana è stato organizzato davvero un momento, una grande manifestazione corale. In ultima battuta, proprio qui da Strana, nelle parole del generale capo di Stato Maggiore, si è anche parlato della situazione attuale, dei teatri operativi attuali, ed è stata anche nominata la Russia, perché oggi congediamo la AMX, ma ci sono altri velivoli che stanno lavorando per noi. Sì, confermo, noi al 50° stormo abbiamo già in dotazione il velivolo Eurofighter, quindi abbandoniamo la nostra missione con l'AMX, ma continuiamo oramai come facciamo da 2 anni la difesa dello spazio aereo nazionale e degli alleati attraverso l'Eurofighter, partecipando a quelle che sono le operazioni fuori confini nazionali per la difesa dello spazio aereo e, come diceva giustamente il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, in questo contesto internazionale e geopolitico abbastanza instabile e molto dinamico la nostra presenza è fondamentale a supporto degli alleati. Grazie Tenente Colonnello. Nicola, vi faremo vedere questa sera le belle immagini che abbiamo raccolto degli ultimi voli, insomma, degli AMX che hanno volato in formazione e poi hanno sfilato qui uno a uno alla base di Strana. Per ora vi restituiamo la linea. Grazie davvero a te, grazie davvero a Nicoletta Rizzetto e anche al comandante del 51° stormo. Allora ritorniamo alla cronaca prima di andare in pubblicità, torniamo a Mestre, allora torniamo con la notizia con la quale abbiamo aperto, cioè la morte del 45enne impresario di Dolo caduto dal lucernaio del tetto del Teatro Momo di Mestre. Filippo. Le operazioni naturalmente sono piuttosto lunghe, pietose e... C'è un problema col microfono, Filippo? Vanno ancora avanti, così come... C'è un problema col microfono, ti sentiamo in audio ambiente. Adesso mi senti? Adesso mi senti? Adesso ti sento, vai. Pronto? Sì, adesso ci sei, vai. Ecco, le operazioni, come vedete dalle immagini che vi sta facendo vedere Sandro Ponchio in diretta, stanno proseguendo. In effetti prima avevamo visto dei tecnici che si trovavano in cima al tetto, laddove c'è un lucernaio che si intravede aperto, ed è proprio quello, sembrerebbe, il luogo in cui si è verificata la tragedia. Sempre dalle poche informazioni che trapelano dall'interno sembra che ci fosse un problema di infiltrazioni nell'edificio e che per questo motivo ci fosse in atto un sopralluogo assieme a dei tecnici comunali. Lo ricordiamo che questo è un teatro di proprietà comunale e purtroppo in quella circostanza si è verificata la caduta che poi è risultata fatale al 45enne. Al momento, come vedete, è ancora parcheggiato qui il carro funebre, sono arrivati anche i carabinieri, è presente naturalmente il Dipartimento Prevenzione dello Spisal, la polizia locale, tutta l'area è completamente recintata e siamo ancora in attesa che ci arrivino le prime delle informazioni, diciamo, più dettagliate di quelle che siamo stati in grado di raccontarvi in questo momento. Va bene, allora se hai aggiornamenti poi ricollegati. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio che stanno purtroppo seguendo questa ennesima tragedia sul lavoro, davvero una delle piaghe del Veneto insieme agli incidenti stradali e purtroppo anche alla violenza sulle donne. Pubblicità, poi di nuovo in diretta. Era la gioia in persona, certo, con i suoi difetti, con i suoi limiti, ma trasmetteva gioia, una gioia contagiosa. Una vita fatta di tante passioni, la musica e i motori, un lavoro nuovo nel settore ortofrutticolo e una stagione estiva alle porte. Per lui, giovane uomo di mare, nato e cresciuto nell'attività di famiglia, il ristorante adriatico all'interno del camping di Sottomarina, l'intera comunità clodiense e non solo ha voluto esserci nel giorno dell'addio a Daniele Tenchella, 30 anni, morto nella notte di Pasqua a pochi chilometri da casa. Stava rientrando da Cavarzere Daniele quando la sua Audi sulla provinciale
alle 4 ha imboccato una traiettoria fatale, prima oltrepassando il guardrail, poi immergendosi con la parte anteriore nel canale. Con lui c'era anche un'amica, estratta dall'abitacolo da un vigile del fuoco fuori servizio, Terry Costa, residente in zona, che non ha esitato a buttarsi in acqua. Per il trentenne non c'è stato invece nulla da fare. Nella chiesa parrocchiale di San Martino il parroco legge tanti messaggi arrivati anche via social da parte di semplici turisti. Quando arrivavamo in campeggio per le nostre vacanze, il primo grande e accogliente sorriso era sempre il tuo, Daniele, e ci sentivamo subito a casa. Soltanto 24 ore prima Chioggia aveva salutato per l'ultima volta la famiglia Boscolo Scarmanati, morta nel rogo della sua abitazione. Per la comunità un altro giorno di dolore, con l'abbraccio collettivo a mamma Jenny, papà Roberto e alla sorella Alessandra. Non è un addio, ha detto il parroco, rivolto a Daniele. Arrivederci in cielo, nell'attesa di riabbracciarti. Ora crescerò. L'ultimo addio a Daniele, il giovane morto a Chioggia, lo dicevamo, le tante piaghe del Veneto, gli infortuni sul lavoro, ma anche gli incidenti stradali. Torniamo invece a parlare della Mare Ionio, la nave della Onlus veneziana mediterranea che ieri è stata attaccata nel pomeriggio a largo dalle coste libiche. Il racconto drammatico del trevigiano Danny Castiglione, che lancia un appello urgente al governo. La motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera libica, un miliziano, ci ha prima sparato in aria, poi sparato addosso. I proiettili sono caduti a 20 centimetri dal nostro gommone e abbiamo salvato 58 persone. Non abbiamo idea se ci sono dispersi, è stato un caos. Non abbiamo ancora finito di visitare le persone, tantissime persone in ipotermia, gente che ha bevuto acqua. Quindi non sappiamo se è morto qualcuno o se c'è qualche disperso. È il moglianese Danny Castiglione a raccontare il pomeriggio di tensione vissuto al largo della costa libica, dove l'equipaggio della ONG Mediterranea Saving Humans del veneziano Beppe Caccia è stato attaccato da una motovedetta della sedicente Guardia Costiera libica. Spari in acqua in aria dunque che avrebbero creato il panico, provocando la caduta in mare di alcune persone, e questo mentre i gommoni della ONG stavano soccorrendo dei migranti stipati in un barchino. L'imbarcazione di caccia battente bandiera italiana era salpata mercoledì sera dal porto di Siracusa, dirigendosi verso il Mediterraneo centrale per la sua 16ª missione di monitoraggio e soccorso in mare. Castiglione, le chiedo soltanto qual è il vostro appello al governo italiano? Il nostro appello al governo italiano è di fermare questi diabolici aguzzini. Questa non è una guardia costiera ufficiale, non ho mai visto assolutamente guardie costiere che frustano le persone e le buttano in acqua senza salvagenti. Non è possibile che il nostro governo, complice ovviamente l'Unione Europea, continui a finanziare questi miliziani che torturano e basta le persone e le ammazzano. E allora, proprio per questa vicenda vi mostriamo il video immediatamente successivo agli spari e a questa situazione drammatica, con le immagini anche dei soccorsi della Onlus veneziana. Guardate. Don't shoot, don't shoot. Stop shooting, stop shooting, stop shooting. It's a rescue operation. Stop shooting at us. Stop shooting, it's a rescue operation. Back. Fabio, I got you. Got Fabio? Take this hand. Yes. Okay, wait. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Immagini davvero drammatiche di quanto accaduto. Ripartirei da qui con il segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, il senatore Andrea Martella. Buongiorno Martella. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, immagini davvero drammatiche, c'è questo appello di Denny Castiglione al governo. Non ho avuto modo di vedere in maniera completa il vostro servizio perché mi stavo collegando. Certo, si tratta di una situazione drammatica documentata da queste immagini. C'è un principio che va sempre salvaguardato: le vite in mare vanno salvate. C'è un principio che è quello dell'umanità che deve essere sempre tenuto in considerazione. Secondo luogo, bisogna evidentemente pensare a come contrastare l'immigrazione clandestina e come prevedere invece forme regolari di migrazione nel nostro paese legate anche alle richieste di carattere economico che vengono dalle nostre realtà e che possono produrre poi l'integrazione degli immigrati. È un grande fenomeno che va sicuramente gestito in maniera lungimirante, sapendo che avremo a che fare con questi temi nei prossimi anni. Si è sempre detto anche che l'Europa deve fare di più, è così? Sicuramente l'Europa deve fare di più, deve mettere sistemi di controllo su base europea con le missioni che ci sono state anche nel passato su iniziativa italiana, deve mettere delle risorse a disposizione, deve riformare i trattati a cominciare dal regolamento di Dublino, deve avere uno spirito cooperativo ed europeo che tenga conto di un fenomeno che non può riguardare solamente l'Italia perché il paese più vicino, e però perché questo possa avvenire ci vuole condivisione valoriale e di politiche. L'Europa deve darsi sempre più una politica comune su questo campo, così come nel campo della sicurezza, della difesa e naturalmente dell'economia, e bisogna anche che nell'Europa però prevalgano sentimenti di cooperazione, sentimenti unitari e non uno spirito sovranista, nazionista che riguarda i singoli stati. Purtroppo l'Italia non aiuta da questo punto di vista perché si muove in una logica europeista e atlantista, ma poi i partiti al governo in Italia sono quelli più vicini a quelle forze politiche come l'Ungheria, per esempio, che contrastano la possibilità di adottare politiche comuni sull'immigrazione. E quindi è una contraddizione molto forte del governo italiano in questo momento, che si vedrà anche alle prossime elezioni europee. Allora, abbiamo aperto la nostra prima edizione oggi purtroppo parlando ormai ne parliamo, torniamo sempre a parlarci di questa piaga e purtroppo le parole quasi ormai servono a poco. Parliamo dell'ennesima tragedia sul lavoro. Questa mattina a Mestre un 45enne impresario di Dolo che è caduto dal lucernaio del tetto del Teatro Momo, un sopralluogo con dei funzionari del comune, caduto, morto, 45 anni, una famiglia distrutta e si piange l'ennesima vittima sul lavoro. È uno dei temi sul quale pungolate la Regione. Sì, innanzitutto mi faccio esprimere il profondo cordoglio per questa ennesima morte sul lavoro che colpisce questa volta la città di Venezia e che, come lei ha detto giustamente, travolge una famiglia. Però mi faccio anche dire che non è sufficiente il cordoglio. Adesso è necessario più che mai attivare quelle misure che mettano la sicurezza sul lavoro al centro della politica regionale e nazionale. Servono ispettori negli SPISAL, servono maggiori controlli,
serve una possibilità di fare prevenzione e formazione del personale perché tragedie di questo genere non si ripetano. Purtroppo nella nostra regione si stanno ripetendo da tanto tempo e abbiamo insieme alla Lombardia il record sulle morti del lavoro, e non è qualcosa di cui andare fieri, per cui questo fenomeno va contrastato non solo per il rispetto della vita umana e per la dignità del lavoro, ma introducendo maggiori risorse finanziarie per potenziare il personale delle ULSS, degli SPISAL, per prevedere maggiori controlli. Questo è necessario perché non è possibile che gli ispettori vadano in un luogo del lavoro quando è avvenuta la tragedia. Ci deve essere prima un sistema di prevenzione che impedisca che avvengano tragedie di questo genere. Gli ispettori, le ULSS, la sanità. Domani c'è a Mestre proprio una manifestazione regionale che prevede la presenza di migliaia di persone, così come era accaduto a Belluno, ricordo, e anche a Vicenza, per salvare la sanità pubblica. È davvero in pericolo la sanità pubblica in Veneto, Martella? Sì, è in pericolo il sistema sanitario nazionale e anche quello regionale. C'è un problema di risorse finanziarie, c'è un problema di programmazione e c'è un problema di aumentare il numero dei medici e degli infermieri negli ospedali e di garantire la medicina del territorio, cioè quell'integrazione tra la sanità che svolge il suo compito negli ospedali e la medicina che può svolgere il suo compito nel territorio e anche per la prevenzione. E noi da tempo lo diciamo, anche in Veneto, bisogna riprogrammare il nostro sistema sanitario, le liste d'attesa sono troppo lunghe, troppi cittadini si devono rivolgere al privato, troppi cittadini si indebitano per avere le cure del privato perché non riescono a averle dal pubblico e troppi cittadini decidono di non curarsi perché non sono nelle condizioni di farlo. Infatti i dati dell'Istat di questi giorni ci dicono che è aumentata la povertà sanitaria. E quindi è un tema fondamentale. Noi abbiamo proposto che gli investimenti in sanità aumentino fino al 7,5% sul prodotto interno lordo. Purtroppo attualmente siamo al 6,2%. Abbiamo chiesto un piano di assunzioni straordinari di medici, di infermiere e infermieri per garantire un'adeguata personale negli ospedali e naturalmente chiediamo una manovra per abbattere le liste d'attesa. Avete visto che ieri c'è stato un appello di scienziati italiani che hanno acceso i riflettori sulla crisi della sanità pubblica e sulle scelte scellerate che sta facendo questo governo. Li ringrazio perché naturalmente accendono una luce su quello che stiamo dicendo da tempo. Avete visto ieri che le regioni, anche quelle di centrodestra, hanno protestato contro il governo, addirittura ipotizzato il ricorso alla consulta se il governo non rinuncerà a tagliare 1.200.000 euro circa riguardante le cifre per il PNRR, e cioè quelle risorse che servivano per costruire gli ospedali di comunità. Insomma, la manifestazione di domani è molto importante da questo punto di vista. Il Partito Democratico, come ha già fatto nelle altre manifestazioni, vi parteciperà e starà a fianco dei cittadini. Anticipato la mia domanda, sì, perché appunto faceva specie vedere il Presidente della Conferenza delle Regioni, il leghista Fedriga, essere portavoce di questo malessere delle regioni nei confronti del governo. Insomma, era un po' particolare, ma si fa portavoce evidentemente di un malessere generale. Beh, è evidente che non può non vedere la situazione, è il Presidente della Conferenza delle Regioni, avrà ben presente quello che sta succedendo, sanno bene che queste risorse tagliate impediscono poi di prendere quegli interventi necessari nelle nostre regioni, e qui invece Zaia non è pervenuto, non ha detto niente, non ne ha parlato. Farebbe bene anche lui a capire che è necessario intervenire con maggiori risorse del governo, ma che le regioni devono programmare meglio e che non è più sufficiente continuare a dire che tutto va bene.
A proposito di Zaia, peraltro la sanità è un tema, insomma, anche di autonomia. Le leggo quanto ha detto Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, a proposito dello scontro che c'è stato l'altro giorno durante l'audizione poi del governatore Zaia sull'autonomia, lo scontro con i deputati campani del PD. Quanto si è visto a Roma, una sceneggiata degna delle migliori scuola di comicità, dice Villanova, neanche di fronte ai dati presentati dal presidente Zaia, i deputati campani del Partito Democratico ammettono il fallimento centralista della loro regione. Il mandato dei Veneti invece è stato chiaro, si procede a spediti verso l'intesa. Lei cosa dice? Vabbè, si tratta delle solite dichiarazioni di maniera anche un po' ripetitive, che non è mia intenzione naturalmente commentare. Ho già avuto modo di dire al Senato che il Veneto continua a fare molta propaganda attorno all'autonomia e in questo Zaia è sicuramente un campione. Però i risultati che si ottengono con questo disegno di legge, che si otterranno, se si otterranno, non incidono realmente sulla vita concreta dei veneti, delle famiglie e delle imprese. E si continua a raccontare qualcosa che è molto lontano dalla terra promessa nel corso di tutti questi anni. E lo dico perché l'autonomia da noi era passata come l'idea ci teniamo i soldi, questo Zaia ha detto 1000 volte, ma tutto questo non c'è. Il cosiddetto residuo fiscale, la trattenuta del gettito fiscale sul territorio non c'è in questo disegno di legge. Zaia continua a dire che vuole tutte le 23 materie, ma in realtà nell'audizione l'altro giorno ha detto quello che sto dicendo io da anni, e cioè che bisogna procedere con gradualità, con alcune materie. Noi ne avevamo individuate 7, ho visto che lui ne ha dette 8 l'altro giorno, ma sono peraltro le materie sulle quali non sono previsti i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, che non sono stati calcolati e devono essere finanziati. Solo quando saranno finanziati si potrà realizzare. Quindi, al di là delle polemiche con i parlamentari che sono scontenti dal loro punto di vista, dal mio punto di vista, dal punto di vista del Veneto, questo disegno di legge è davvero poca cosa. Non so se verrà approvato, ma quando dovesse essere approvato potrà servire ancora come una bandiera, ma concretamente non inciderà nella vita delle persone. Ecco, è di questo che bisognerebbe parlare, perché poi la politica dovrebbe avere la capacità di entrare nel merito, nei veri processi economici e sociali che riguardano un territorio, e non continuare a dire slogan. Grazie davvero al senatore Andrea Martella, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Allora, prima di andare in pubblicità, un aggiornamento, lo aveva già anticipato Filippo Fois, torniamo a parlare del morto sul lavoro di questa mattina a Mestre. Secondo la prima ricostruzione l'uomo di 45 anni stava compiendo un'ispezione del tetto per verificare alcune infiltrazioni d'acqua, come ha detto il nostro Filippo Fois. Il lucernario su cui si trovava avrebbe ceduto, facendolo precipitare all'interno del teatro. Le indagini della Polizia Locale e dei Carabinieri sono sul posto, i Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro. Un'ampia area attorno al complesso, l'abbiamo visto nelle immagini, è stata transennata. C'è il nome della vittima, che è Mattia Di Tadi, 45enne, impresario edile di Dolo. Questo è il nome della vittima della purtroppo ennesima tragedia sul lavoro in Veneto, in questo caso a Mestre. Mattia Di Tadi, 45 anni di Dolo. Allora andiamo in pubblicità e poi apriamo la pagina con i dialoghi della sostenibilità. Ci sarà Andrea Ferrazzi, ci sarà un importante ospite per parlare di trivelle.
Allora, siamo tornati in diretta, accompagnamento musicale drammatico perché quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi potrebbe avere risvolti drammatici per il territorio. Lo abbiamo raccontato negli ultimi anni, nei mesi scorsi soprattutto, ma con la conversione in legge del decreto legge sull'energia, prima il passaggio alla Camera il 26 gennaio, poi al Senato il 31 con il voto di fiducia, è diventato legge, quindi di fatto c'è il via libera per legge alle trivellazioni in Adriatico. Questo cosa comporta? Cosa è stato fatto finora? Che battaglie sono state portate avanti? E poi vogliamo capire i dati concreti anche sul consumo del gas nel nostro paese, in Veneto. Lo facciamo come sempre nei dialoghi sulla sostenibilità con Andrea Ferrazzi, che ci raggiunge fra poco via Skype, e ospite, eccolo qua, lo vedo. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ecco, la sentiamo un po' influenzata, ecco il motivo della sua presenza virtuale. Sì, diciamo che non me la passo benissimo con la gola ecco, oggi. però so è sempre presente. A molti veneti, cerco di esserci. E poi con Giancarlo Mantovani in studio, il direttore del consorzio di bonifica del Delta del Po. Buongiorno. Buongiorno a voi. Chi meglio di lei può dirci cosa accade? Allora, prima di tutto sono partito proprio dalla notizia della via libera di fatto per legge alle trivellazioni. Questo cosa significa, Ferrazzi? Ma significa che le grandi polemiche che ci sono state anche negli scorsi mesi hanno trovato una soluzione, nel senso che il governo comunque è andato dritto e quanto è prevista dal decreto, cioè di derogare alla legge del 91 che di fatto limitava fortemente la trivellazione dell'Alto Adriatico, è stato superato e quindi adesso c'è la possibilità di addivenire a nuove trivellazioni per estrarre gas dall'Alto Adriatico. In deroga questo? Deroga a cosa? Alla legge del 1991 e in deroga anche a tutte le preoccupazioni che sono emerse nel territorio. Se lei ricorda, peraltro, c'era stato anche un grande dibattito pubblico, no? Anche interno alle stesse forze politiche. Anzi, ricordo anche sindaci di centrodestra dell'area appunto del Polesine che si erano schierati massicciamente contro questa posizione del governo, così come ricordo anche parlamentari. Però in realtà insomma, il decreto legge è stato presentato dal governo a dicembre scorso e con grande velocità è stato convertito con voto alla Camera del 26 di gennaio e poi addirittura 5 giorni dopo con voto al Senato con la fiducia, quindi senza nessuna discussione, è diventata una legge dello Stato. Io mi ricordo anche la richiesta della commissione di esperti, doveva esserci una commissione di esperti che doveva valutare se pompare gas al largo del Delta del Po. Non abbiamo avuto poi notizia di esito di questa commissione di esperti. Allora, prima di arrivare ai dati precisi, Ferrazzi, Mantovani, dove eravamo rimasti? Ci fa un riassunto molto breve di questi ultimi 2 anni, soprattutto dell'ultimo anno, di problematica, anche di polemiche, anche abbiamo visto delle manifestazioni di gente. Sì, è evidente che in un territorio come il Delta, che è già stato scottato da quello che è successo tra gli anni 50, 60, ma poi negli anni successivi, perché ricordiamoci che è pur vero che ci sono stati circa 10 anni di estrazione di gas metano che si sono conclusi nel 1961, ma poi l'abbassamento del territorio non si è fermato. Se alla fine degli anni 60 il territorio si era abbassato di 1 metro, dagli anni 60 fino alla fine degli anni 70 quel territorio, pur essendo stata sospesa la estrazione di metano, se ne è sceso di altri 2 metri, ma non contenti di questo, dal 1983 al 2008 lo stesso territorio se ne è calato ancora con un effetto volano molto lungo di altri 50 centimetri, quindi è evidente che nel momento in cui ci si accorge che il territorio scende, se si chiudono gli impianti di estrazione, non è assolutamente vero che si ferma l'effetto subsidenza, anzi in questi anni, in questi ultimi 2 anni, c'è stata una presa di coscienza del territorio, la gente ha cominciato a capire che
se il gioco vale la candela, cioè un'analisi costi-benefici, quanto ci guadagna il territorio dall'estrazione di metano e quanto dall'altra parte ci rimette da un punto di vista naturale, da un punto di vista di sicurezza idraulica, da un punto di vista sociale. Allora, poi entriamo nel dettaglio, così rispieghiamo ai nostri telespettatori. Il nostro obiettivo è sempre quello di far capire a tutti le cose, cos'è la subsidenza e le problematiche specifiche del vostro territorio. Però dobbiamo partire dai dati. Allora, diceva, qual è il beneficio, no? Il beneficio, uno verrebbe da dire, è approvvigionarsi di gas. Mai come in questi ultimi anni, dopo anche la guerra Russia e Ucraina, abbiamo capito di essere, tardivamente capito di essere dipendenti, diciamo, soprattutto dal gas. Allora, Ferrazzi, partiamo dal dato. Quanto gas consuma l'Italia in un anno e da dove arriva questo gas? Ma mediamente l'Italia consuma 70 miliardi di euro di metri cubi di gas ogni anno, poi con dei picchi naturalmente, diciamo, con delle variazioni a seconda delle stagioni, ma mediamente siamo su quella cifra, quindi 70 miliardi di metri cubi di consumo nazionale anno. Da dove arriva? Storicamente l'Italia si è affidata ai gasdotti, sono stati 5, e quello che negli ultimi decenni ha portato più gas in Italia è stato certamente quello che arrivava attraverso Tarvisio dalla Russia. Noi siamo arrivati all'inizio della guerra dell'Ucraina, l'Italia importava dalla Russia il 40% del totale, circa 29 miliardi di metri cubi, e il resto lo importava dall'Algeria, dalla Libia e poi attraverso un passo nella regione Piemonte anche dal nord Europa e dai giacimenti, diciamo, del mare del nord. Poi sappiamo che da qualche anno è stata costruita la TAP, questo gasdotto che arriva dall'Azerbaigian attraverso la Turchia, la Grecia, l'Albania, va sotto l'Adriatico e quindi sbuca diciamo, nelle coste italiane in Puglia. Quindi l'Italia in questi anni fondamentalmente si è affidata a questi 5 gasdotti, ma in maniera primaria certamente al gas russo. Perché? Perché il gas russo costava molto poco, era di ottima qualità e ha consentito non solo all'Italia, veda, perché la Germania aveva una dipendenza sul totale del gas consumato dal gas russo superiore al 50%, ma abbiamo addirittura casi di dipendenza del 90%, l'Ungheria dipendeva dal gas russo al 90%, e questo spiega anche molte, diciamo, delle posizioni di politica estera del governo Orban, ma è lo stesso, generalmente i paesi dell'est europeo hanno storicamente avuto una grandissima dipendenza da quel gas. Dopodiché di colpo ci si è accorti che la stabilità in Russia non era così elevata, la democrazia non era così cristallina e le sanzioni internazionali hanno portato a un passo indietro collettivo. Però vede, il tema adesso è come riuscire a guidare la transizione, perché se ci affidiamo da qua all'eternità ancora e solamente al gas non riusciamo mai, e rischiamo di affidarci da paesi instabili come la Russia di volta in volta in paesi ancora più instabili, che sono l'Algeria, che adesso è il primo esportatore di gas in Italia in questo anno dopo la crisi russa, o piuttosto che il Qatar, o paesi, diciamo, del Sahara, del Sahel, che hanno solo esattamente una cristalleria della democrazia e una affidabilità degli accordi internazionali. Si pone quindi un tema di geopolitica fondamentale, perché quando parliamo di gas parliamo di questioni centrali che afferiscono addirittura alla libertà e alla democrazia. Faccio l'avvocato del diavolo. Allora il ragionamento potrebbe essere non dobbiamo dipendere dal gas russo, usiamo le riserve dei nostri giacimenti, ecco le trivelle. A quanto corrisponde però? A quanti anni di consumo? Quanto hanno di riserve i nostri giacimenti e a quanti anni di consumo corrispondono? Perché poi questo è il tema. No, la sua obiezione è assolutamente corretta, però diciamo che fondamentalmente si scontra appunto con i dati, perché i giacimenti potenziali in Italia, secondo le analisi serie, cubano all'incirca dai 60 agli 80 miliardi di metri cubi, e cioè l'insieme dei giacimenti possibili in Italia, nel nostro paese, sto parlando sia di quelli onshore, cioè di terra, che offshore, di mare, cubano esattamente la quantità di gas che il nostro paese consuma in un anno. Quindi anche se li utilizzassimo tutti non saremmo in grado, diciamo, di superare strutturalmente la questione del gas del nostro paese.
Peraltro ci sono altre considerazioni da fare. Adesso ho detto 70 miliardi perché poi se lei va a vedere gli studi seri, per esempio anche quelli presentati dal MASE, che dunque sono anche leggibili nel sito del Ministero della Sicurezza Energetica, lei vede che quando si parla di giacimenti ci sono varie tipologie di giacimenti, ci sono quelli di estrazione certa, probabili, possibili, a seconda della difficoltà tecnica e economica nell'estrazione del gas stesso. Però poi i giacimenti italiani hanno un'altra caratteristica, è che sono piccoli, molto piccoli e parcellizzati. Non abbiamo nessun giacimento in Italia supera 7-8 miliardi di metri cubi da solo. Tenga conto che i grandi giacimenti della Russia sono 170 miliardi di metri cubi e nel Mar Mediterraneo abbiamo giacimenti di 20, 30, 40 metri cubi. Quindi cosa vuol dire, per essere chiari, che se vuoi iniziare davvero a estrarre il gas in Italia devi avere, proprio per superare la frammentazione, centinaia di pozzi, decine di piattaforme e decine di metanodotti, quindi tempi e costi di costruzione che sono assolutamente lunghi. Ma guardi che anche il decreto legge, che era stato appena trasformato in legge, convertito in legge il 31 di gennaio di quest'anno, prevede peraltro estrazioni che sono veramente, cioè non rispondono quasi a nulla rispetto alla domanda di energia nel paese, perché quando si parla di 1,5 miliardi in 10 anni, parliamo di 150 milioni all'anno, che è esattamente nulla. Quindi rischiamo una battaglia ideologica, magari per corrispondere a qualche interesse di qualche azienda estrattiva del gas, ma che non aiuta assolutamente per nulla l'economia del nostro paese. Faccio sempre l'avvocato del diavolo. Uno potrebbe dire però se non li usiamo noi i nostri giacimenti li usa qualcun altro. Per esempio la Croazia. La Croazia. Sì, anche questa è un'obiezione fondata, a cui va data una risposta. Tenga conto che ad oggi, diciamo, mediamente l'Italia estrae nell'Adriatico 1,8 miliardi di metri cubi e la Croazia ne estrae 1,2, quindi già oggi noi estraiamo molto di più della Croazia. Ma c'è anche un'altra questione di fondo che riguarda proprio la tipologia del fondale marino. La Croazia ha un fondale marino che è di marmo roccioso, noi ce l'abbiamo sedimentario argilloso e quindi è molto più adatto purtroppo alla subsidenza rispetto a quello della Croazia. Quello che diceva il direttore prima, guardi, per parlare un po' di storia di del fenomeno delle trivellazioni. Il blocco delle trivellazioni, anche quello degli anni 60, non è stato fatto da un governo di estrazione ambientalista, che tra l'altro in quegli anni non era ancora, erano agli arbori in alcuni paesi del mondo, non in Italia, i movimenti ambientalisti, ma per bloccare lo sprofondamento di quei territori è intervenuto un governo democristiano in cui c'era presidente del Consiglio, era Fanfani, e il ministro dei lavori pubblici era Zaccagnini, quindi persone assolutamente, per usare terminologia di oggi, moderati, con un approccio industriale di grande spinta per la crescita del paese, quindi ideologici dal punto di vista appunto semplicemente buonsenso, diciamo. Buonsenso, e poi va aggravato quello che stiamo dicendo, che come è evidente il cambiamento climatico sta portando il mare Adriatico a innalzarsi di livello in maniera molto veloce. L'IPCC racconta che nel 2100 l'Adriatico aumenterà rispetto a oggi di 70-80 centimetri. Allora il combinato disposto di subsidenza, cioè abbassamento del terreno, innalzamento dell'acqua, comporta dei problemi che il direttore conosce benissimo. Allora, andiamo proprio dal direttore. Allora, spieghiamo bene, c'è una grafica particolare, chiedo alla regia Alessandro Granziera e Mattia Pizzai di vederla, che ci spiega bene cos'è la subsidenza nel territorio in questione. La vediamo, eccolo qua, la subsidenza nel Polesine. Ci spiega esattamente questa grafica? Sì, sono misure fatte negli ultimi decenni del secolo scorso, soprattutto dal professor Mario Zambon dell'Università di Padova. Lui ha misurato l'abbassamento del territorio anno per anno e ha graficizzato, come si vede in questa immagine, l'abbassamento nell'area. Come si vede nella parte centrale c'è stato un abbassamento di circa 1 metro
se leggo bene, di circa 1 metro nel decennio che va dal 1950 al 1960. Stessa area, stesso territorio, stesse curve di subsidenza. Quelle curve nel decennio successivo, dal 1960 al 1980, possiamo vedere che quel territorio è calato di altri 2 metri. Quando si estrae acqua metanifera dal sottosuolo, il territorio, il sottosuolo perde portanza perché si va a tirar via la contropressione che c'è interstiziale tra i granuli di sabbia. Quindi come l'esempio è quando mettiamo un vaso di terra bagnata in giardino, dopo qualche settimana vediamo che quel terreno si è abbassato. Stessa cosa, in maniera chiaramente in scala diversa, capita al territorio. Noi estraiamo acqua dal sottosuolo, questo territorio non fa altro che calare. E un altro problema è che non cala in maniera omogenea, ma cala in maniera differenziata, zona per zona. Questo cosa comporta? Comporta che in alcuni punti le arginature che ci difendono dal mare e dai fiumi sono calati di più in qualche tratto e meno in altri tratti. Ricordiamoci che nel 1960, l'alluvione del 1966, l'alluvione di Porto Tolle nel 1966, è stata causata a parte dalla mareggiata importante, ma anche dal fatto che l'argine della sacca di Scardovari era più basso di 1,30 m, così come definì la Procura della Repubblica di Rovigo in quegli anni. Vorrei ricordare un'altra cosa, vorrei ricordare che dalle cartine storiche del Delta del Po noi riusciamo a vedere che alla fine del Settecento il territorio del Delta del Po era emerso. Se i cartografi di allora l'hanno disegnato, significava che era un territorio che era emerso rispetto al mare. Ma perché oggi lo stesso territorio in alcuni punti è più basso mediamente di 2,5 m, 3 metri? Ecco, questo è l'esempio di quello che è successo a causa delle estrazioni di metano e la conseguente subsidenza. Ulteriori conseguenze quali sono state? Mi dica. Ulteriori conseguenze quali sono state? La prima, la più importante, è che quando piove in un territorio che viene arginato, l'acqua non se ne va da sola, è necessario prendere l'acqua, portarla verso pompe, verso impianti idrovori ed estrarla. Non dimentichiamoci che oggi per estrarre l'acqua da quel territorio, per fare in modo che il Delta del Po rimanga asciutto, di sola energia elettrica ogni anno spendiamo circa 3 milioni di euro. 3 milioni di euro che sono soldi che sono stati sottratti allo sviluppo del territorio per difendere quel territorio. Perché? Perché qualcun altro ha pensato bene di sfruttare i giacimenti metaniferi sottostanti e portare via il metano. Ma non solo, perché le sfortune vengono sempre in compagnia. L'abbassamento del fondo dei fiumi ha comportato anche l'effetto di una maggiore velocità della risalita del sale lungo il fiume. Se si abbassa il fondo del fiume, il sale che c'è in mare risale più velocemente. Terza conseguenza che magari... Il cosiddetto cuneo salino. Esattamente, il cuneo salino con causa non secondaria del cuneo salino e anche l'abbassamento del fondo del fiume. Poi il terzo effetto è che il territorio, essendo più basso del mare, è influenzato dalle filtrazioni che arrivano dal mare e dal cuneo salino nei fiumi. Qual è la conseguenza? Che il sale va ad insalare la falda e una volta che la falda è stata salata è molto lungo e molto complicato dissalare quei terreni. La conseguenza successiva è la microdesertificazione, come già oggi riusciamo a vedere in vaste aree del Delta del Po. Allora, c'è il via libera a questa situazione. Qual è lo scenario che nel vostro territorio, nel vostro osservatorio si potrebbe creare a questo punto? Tempi e costi permettendo, abbiamo sentito Ferrazzi, insomma i tempi, la costruzione sono problematiche, però c'è il via libera. Qual è lo scenario? Diciamo che a differenza degli anni 50, oggi le estrazioni di metano saranno realizzate in mare aperto, a 9 miglia dalla costa, non più 12 miglia come prevedeva la normativa precedente. È necessario, secondo me è indispensabile che, ormai sono già state autorizzate, ma non è pensabile che ci si debba fidare dei modelli matematici forniti dalle ditte che chiedono di prelevare metano e non riusciamo a
mettere insieme un gruppo di scienziati, un gruppo di esperti che possa analizzare questi modelli matematici e dire se è vero che non ci sono fenomeni di subsidenza. Teodorico, tanto per citarne una, piattaforma Teodorico, il modello matematico sviluppato dalle ditte dice che l'abbassamento sarà di circa 12 cm in 20 anni. È una previsione ottimistica? È una previsione secondo me molto ottimistica, basta andare nel lungomare del Ravennate per vedere quella piattaforma che è 1,5 miglio lì di fronte ai lidi ravennati, cosa ha comportato nelle spiagge e nel territorio ravennate, misure fatte, come dico, dal professor Zambon. Prima di tornare da Ferrazzi, cos'è il Pitesai e perché avete timori sul Pitesai? Sì, è il piano per la transizione energetica e sostenibile delle aree idonee. Cosa significa? Allora, questo, a parte l'acronimo complicato, in maniera semplice doveva essere il piano regolatore delle trivelle. Il piano regolatore delle trivelle che prevedeva, che aveva previsto che non fosse possibile trivellare nella fascia di 12 miglia, diceva, dalla costa e tra il meridiano che passa dal Po di Goro a quello che passa al fiume Tagliamento. Diceva anche che non era possibile dalla costa trivellare per 12 miglia, ma garantiva la possibilità dietro la costa di trivellare a 900 metri. Quindi stiamo guardando le trivelle in mare e non ci accorgiamo che dietro la costa in alcune aree è possibile attivare ricerca di aree di sacche metanifere e di conseguenza anche il prelievo di acque metanifere, con le conseguenze che abbiamo già vissuto nei decenni precedenti. Ferrazzi, allora abbiamo capito che lo scenario potrebbe essere molto grave dal punto di vista ambientale e non solo economico. Abbiamo capito che per quanto si estrae poco serve, diciamo, per il consumo. E allora cosa bisogna fare? Perché poi uno si chiede, allora qual è l'alternativa? Bisogna guardare il futuro, non rincorrere le cose vecchie. Il gas certamente nella fase di transizione serve, ma è la fase di transizione oppure la stiamo pensando una fase che deve durare 40, 50, 100 anni? Perché vede, sono due prospettive del tutto diverse. Una cosa è dire che siamo in urgenza energetica, in emergenza energetica e quindi dobbiamo fare dei patti e dobbiamo trovare dei modi per superare le stesse. Altra cosa dire invece che ci mettiamo a scavare nuovi pozzi per estrarre il metano, a parte che per scavare nuovi pozzi servono 5-6 anni di tempo, considerando anche tutta la parte, diciamo, amministrativa del cosiddetto permitting, la pianificazione, i permessi degli enti locali, le valutazioni degli esperti e via dicendo. E quindi saremo già quasi oltre al 2030 e sappiamo che è un anno fatidico per l'Unione Europea che impone agli Stati membri di tagliare drasticamente le emissioni di gas climalteranti. Quindi saremo già in ritardo di fatto? Ma saremo assolutamente già in ritardo, cioè vede, qui dobbiamo rincorrere il futuro, non il passato, e allora dobbiamo spingere fortissimamente sulle energie rinnovabili, sulle energie alternative, che sono quelle che hanno già dei costi, che sono dei costi assolutamente bassissimi rispetto rispetto alle altre fonti energetiche. Mi sentite? Sì. È scomparsa per un attimo l'immagine, ma la sentiamo. Adesso mi vedete anche, grazie. Sì. E dicevo, hanno dei costi che sono assolutamente bassissimi rispetto alle altre fonti energetiche, perché l'energia prodotta da aria, dal vento, dal sole, la geotermica, ha dei costi che sono già non solo diminuiti rispetto in 10 anni del 90% fondamentalmente, ma che sono ipercompetitivi rispetto anche al gas. Capisce di cosa stiamo parlando? E tutti i paesi del mondo stanno investendo alla grande nella transizione energetica. Allora in quella direzione noi dobbiamo spingere con grandissima determinazione. Allora abbiamo bisogno di accelerare i permessi per gli impianti, abbiamo bisogno di lavorare per gli impianti, per gli eolici, fotovoltaici, abbiamo bisogno di lavorare sulle reti di grande distribuzione con Terna, perché se tu fai anche 1000
impianti fotovoltaici, dopodiché non riesci ad allacciarti, è un problema. Abbiamo bisogno di pensare dal punto di vista geostrategico l'Italia come grande hub delle rinnovabili anche con l'Africa, perché l'Africa, per esempio, per quanto riguarda la produzione di energia solare, può e sarà certamente un cuore pulsante, un cuore produttivo fondamentale, ma sa che sta facendo grandi investimenti in questa direzione. I paesi arabi, paradossalmente, cioè quelli che sono pieni di gas, di petrolio, che si sono arricchiti in maniera straordinaria nel corso di questi decenni attraverso il gas e il petrolio, e che adesso hanno capito che il nuovo oro è l'oro appunto delle fonti rinnovabili. Allora, per chiudere, dobbiamo certamente utilizzare il gas come fase di transizione, ma se invece impostiamo una fase, diciamo, di attivazione di produzione del gas in maniera strategica, non solo buttiamo via quattrini, ma siamo anche fuori dalla storia e diventiamo non competitivi anche dal punto di vista dei costi. Sempre in ritardo, viene da dire. Mantovani, per chiudere, quanto siete preoccupati? E voi avete il polso anche del territorio. Il territorio cosa vi dice? Il territorio ha dimostrato, quando c'è stato il referendum qualche anno fa, che per la stragrande maggioranza chi è andato a votare ha votato il no alle trivelle. L'altra metà non è andata a votare e si presume che o fosse favorevole alle trivelle o interessasse poco. Però gli effetti dei cambiamenti climatici ormai sono sugli occhi di tutti. Cambiamenti climatici, quindi innalzamento del livello del medio mare, connesso con un possibile abbassamento del territorio, crea una miscela esplosiva. Non dimentichiamoci un altro aspetto del quale nessuno tiene mai conto. Pur essendo a diverse miglia di distanza le trivelle in Adriatico, l'abbassamento del fondale del mare comporta la creazione di un inghiottitoio di sedimenti. Cioè, quando i sedimenti dei fiumi entrano in mare, invece di ripartirsi lungo la costa e di creare un equilibrio tra il sedimento e l'erosione, vengono inghiottiti, come successe già negli anni 60-70, da queste aree di abbassamento. Quindi problemi non solamente turistici, problemi ambientali, certo, eccetera. Davvero vedremo di capire, cercheremo di capire cosa accadrà. Nel frattempo però, come diceva Ferrazzi, rincorrere il passato non serve davvero. Se mi permette una battuta, sì. L'ho già detto nelle nostre trasmissioni, se lei va a visitare il Museo delle Auto di Torino, trova che c'è un'auto del 1899 che andava già a più di 100 km all'ora. Quell'auto era elettrica. Dopodiché il Novecento ha abbandonato quella strategia e ha preso la strategia dell'utilizzo del petrolio. Ed è paradossale che il Novecento, che è il secolo in cui siamo passati dal Calesse ad andare prima sulla Luna, immaginare adesso di andare su Marte, dal punto di vista del trasporto siamo ancora fermi al motore a scoppio, capisce? Perché quello è uguale, identico, c'è più efficiente, c'è un po' più di elettronica, ma il funzionamento di base è ancora quello. Allora c'è una domanda da farci. A chi conviene? Interessi. Certo. A chi conviene, no? Perché le scelte della ricerca, i finanziamenti della ricerca, le batterie elettriche nel corso di questi anni, e sarà sempre di più così, hanno avuto un costo abbattuto. Perché? Perché ci sono investimenti pubblici e ci sono investimenti privati. Allora dobbiamo fare una politica industriale, questa è la verità, per favorire l'economia della trasformazione, che è l'unica capace di creare benessere economico e sostenibilità ambientale. Allora, siamo in chiusura, le chiedo chi abbiamo la prossima settimana e di cosa parliamo? Ci stiamo lavorando, è mia intenzione lavorare sulla questione dell'inquinamento nella pianura padana. Adesso sto ragionando su chi portare a dialogare insieme. Il grande malato dell'Italia. Grazie Andrea Ferrazzi, ci rivediamo qua in studio, rimesso a posto a livello di salute con tutti gli antibiotici e le medicine. Grazie anche a Giancarlo Mantovani, grazie davvero, ci risentiremo perché vogliamo raccontare anche la vostra battaglia e il vostro punto di vista su un tema davvero così importante. Grazie per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, vi lascio come sempre al meteo e poi al film. Arrivederci.
Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Rinforzo e consolidamento del promontorio di alta pressione, bel tempo dunque e clima mite e gradevole. Il dettaglio di venerdì 5 aprile. Sul Veneto tanto sole, cielo in prevalenza poco nuvoloso, non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura e nelle valli prealpine al mattino saranno possibili nebbie locali. Temperature in aumento, minime tra 7 e 11 gradi, massime comprese tra 16 e 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato, cielo da poco nuvoloso a variabile. Sarà possibile però una maggiore nuvolosità sull'alta pianura e sulla fascia prealpina. Temperature minime sui 6-12 gradi, massime intorno ai 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà del tutto simile, dunque ampio soleggiamento, salvo la presenza di locali nubi basse al mattino. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 21-22 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.